Presentazione ieri presso il Teatro Pirandello della nuova stagione teatrale 2018-2019 promossa dalla stessa fondazione, che è giunta alla sua 25esima edizione dalla riapertura avvenuta nel 1995. Sono stati il direttore artistico Sebastiano Lo Monaco, il presidente Gaetano Ronica e il direttore della fondazione Calogero Tirinnocchi a illustrare gli appuntamenti che caratterizzeranno il cartellone ai nuovi e vecchi abbonati. La manifestazione ha previsto l'esibizione del coro polifonico Free Melody e dell'orchestra filarmonica Demetra. 12 gli appuntamenti previsti. Il cartellone di quest'anno io lo intitolerei "E quindi uscimmo a rivedere le stelle", quindi usciamo di casa e veniamo a vedere le stelle, i grandi star del teatro italiano che ci sono quest'anno. Non so se riesco a ricordarli tutti a memoria, ma sicuramente chi non conosce Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Enrico Guarnieri e Ornella Muti, Paola Quattrini, Cochi Ponzone, Giuseppe Pambieri, Erika Blanc, Geppi Gliese con Vanessa Gravina, il vostro, il nostro, perché mi sento agrigentino d'adozione, il nostro Gianfranco Iannuzzo che si misura col berretto a sonagli di Pirandello. Le novità, ci sono delle novità che la gente vedrà, c'è qualche novità, ce lo puoi dire? Il cartellone, come tutta la linea del teatro, siamo una squadra, lavoriamo per la città, per il territorio, e anche il cartellone quest'anno osa di più, così come gli spettacoli osano di più, perché diceva Strelle, creare un teatro vuol dire creare un pubblico. Il pubblico ci segue, il pubblico ci ama, ci vuole bene, ce lo dice per strada. E noi abbiamo il dovere di fare delle proposte coraggiose, anche se magari non verranno come dire, acclamate all'unanimità, ma questo è il dovere dell'arte. Non c'è arte senza provocazione, diceva qualcuno, senza rivoluzione addirittura, ma parliamo sempre di una rivoluzione culturale. Per cui il Teatro Pirandello, che si fa volano di questa ripresa, insomma, ha il dovere di osare per un pubblico che ha il piacere di sentire queste nuove proposte. Il cartellone è in questa linea. Sono molto contento tra l'altro di collaborare con questo Consiglio, perché tra l'altro Tano è una grande risorsa, non lo dico per piaggeria nemmeno, perché penso che lui abbia un grande dono, quello di porre a servizio della sua città tutta la sua esperienza teatrale, un'esperienza che ovviamente noi ce l'abbiamo e ce la teniamo stretta, perché oltretutto è una risorsa anche per le persone che ad Agrigento fanno teatro e vogliono fare teatro, ed è una risorsa perché può indicare piccole ma significative strade, e il Teatro Pirandello credo che debba essere un punto di riferimento per il nostro territorio. Beh, io dico che quest'anno forse si apre una pagina e si comincia a scrivere su una pagina bianca bellissima, perché la possibilità di avere un'orchestra filarmonica e un coro con un organico di 90 elementi non è cosa da poco, quindi il Teatro Pirandello si apre alla musica colta, ma si apre anche a nuovi musicisti e a nuovi coristi, perché noi faremo anche delle audizioni e quindi ci sarà la possibilità per gli appassionati musicisti e cantanti di poter avvicinarsi al teatro e quindi far parte anche di questa compagine.